mia vecchiaia me lo impone. Però sono veramente lieto di, proprio come vecchio, di incontrarmi con i giovani, le studentesse, con le studenti, anche perché, a parte tutti i meriti di cui il professor Flores Presidi, che ringrazio molto, per queste lodi forse poi ci sono è così uno schematico, le cose essenziali. Diciamo che la mia attività sostanziale, più importante, è stato quello di stare in mezzo ai giovani, tanti anni, universitari. Pensate dal 1943 a 5 anni fa, quando sono andato, come si dice, giubilato in onorata pensione. Però tuttavia appunto questo mi interessa molto, nel senso che ancora questo contatto amichevole con gli studenti, professato per tanti anni, si ripete ancora. Si ripete ancora con le scuole cittadine, urbane, questa, e quindi vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. E si ripete un po' con diverse scuole della Sardegna. E allora grazie ancora al professor Flores. E grazie a voi che state per ascoltare. Voi sapete che qualche giorno fa è stato celebrato anche a Cagliari questa festa che si chiama Festa di Sadie, cioè del giorno, cioè una giornata distinta, una giornata particolare. L'importante è che è stata celebrata a Cagliari, ma è stata celebrata anche in tanti paesi della Sardegna, celebrata anche in tante scuole della Sardegna. Ho fatto questo di Sadie, siccome era un evento importante della fine del secolo XVIII, sul quale ha una conoscenza molto più approfondita, un'interpretazione assai, diciamo, più in dentro della mia, del vostro professore, il professor Carlo. E di questo fatto di Sadie, non soltanto, diciamo, nell'episodio singolare di Sadie, come dirò, cioè dei sardi che mettono in mare, imbarcano i viceré e i piemontesi, che è un fatto singolare, no? Ma così in un contesto che si chiama contesto rivoluzionario della Sardegna. E occorre però appunto fare riflessione su questo importante evento nella storia millenaria della Sardegna. Fare una riflessione veramente andare a vedere non soltanto, diciamo così, vederlo come fenomeno spettacolare, no? Che pure è importante, il processo, la ricostruzione di questa giornata, ma vedere il suo significato più profondo. E quindi fare chiarezza, anche perché, diciamolo pure sinceramente, vi sono non pochi sardi i quali hanno dei dubbi sulla scelta di questo momento, di questa particolare giornata. Ma voglio che d'altra parte il Consiglio regionale della Sardegna, con una sua particolare legge, ha dichiarato essere la festa nazionale del popolo sardo. Quindi non è una festa cagliaritana soltanto, no? Nel senso che a Cagliari si celebra l'espulsione dei piemontesi e dei lizardi, no. In questo senso avrebbe un significato molto limitato, ma ha un altro significato più profondo, in quanto ha un significato in relazione, era un fatto di libertà, e diciamo così, diciamo, in relazione con un filone di speranza, no? Di affermazione dell'autonomia attraverso i millenni.
faccio un po' di storia di Sadia, cioè dopo che i consiglieri regionali hanno deliberato che fosse una festa nazionale dei sardi. Diciamo che una prima celebrazione, ma direi quasi in famiglia, proprio per interessamento del comitato di Sadia, io presiedo, fa parte anche il vostro professore, il professor Carta, fu fatta il 28 di aprile del 1995 a Cagliari, nel teatro di Santa Eulalia. Però, avendo appunto la coscienza e l'importanza di questa festa, non soltanto nel senso di festa urbana cagliaritana, ma di festa di tutti i sardi, nello stesso anno prendemmo l'iniziativa di trasportare nell'interno della Sardegna, anche questo come significato, no? Questa penetrazione della festa dal mare verso l'interno, e la celebrammo a Binti, in una località fantastica, no? C'è una località che si chiama Romanzeso, un grande bosco di querce, un ambiente di altopiano, pastorale, e dove questo contorno veramente affascinante di natura, antico, no? Arcaico, questo paesaggio arcaico si associa, diciamo, l'elemento naturale, ambientale, si associa con il presente di monumenti antichi di estremo interesse. Un pozzo sacro, dove gli antichi nuragici adoravano l'acqua, o per la verità, la divinità o le divinità che ritenevano essere nascoste nell'acqua, e poi vicino a questo pozzo sacro una grande struttura circolare a gradini, quasi come un teatro, come un anfiteatro nella quale si tenevano spettacoli. Dopo la spiegazione del significato, suonarono e cantarono i tenores di Binti, addirittura 4 tenores di Binti, no? Che ci sono i maggiori e poi gli altri. E poi ci furono dei balli, e così ci fu una grande festa in campagna. Ecco, in questo modo e con questi significati, nella rievocazione della memoria, va intesa anche Sadia. Poi ci fu nel 1996 ci fu una celebrazione promossa dall'autorità regionale e da altri, e che si tenne nel castello di Cagliari, e lì proprio fu teatralizzata, come il pare di ancora quest'anno e l'anno passato, fu teatralizzato l'episodio singolare del 28 aprile del 1794, cioè l'espulsione, voglio chiamarlo in questo senso, no? L'espulsione non soltanto dei piemontesi, ma anche dei Lizardi da Cagliari, ma non soltanto da Cagliari, no? Anche da altri luoghi della Sardegna. E allora è proprio celebrando Sadia in questo senso molto estensivo, dopo, mentre qui a Cagliari si celebrava Sadia per i fatti dell'espulsione dei francesi, dei piemontesi degli Sardi, a Sassari celebravano proprio infatti i movimenti agioini. Ricordo che ci fu una presenza di autorità, ci fu un discorso al Teatro Verdi e anche lì tanta affluenza di gente, non soltanto sassarese ma anche di altri. E diciamo ancora poi cercammo ancora una volta di portare questa festa nuovamente all'interno della Sardegna, oltre i propri limiti, oltre, diciamo così, l'ambiente urbano, Cagliari e Sassari, ancora nei paesi. A Bora in modo particolare, dove poi ci furono dei fatti molto preziosi di sangue, e poi a Chiesi, e poi a Ononizca, vi furono anche conflitti tra conservatori e progressisti, conflitti tra esponenti del partito patriottico, che non era un partito rivoluzionario, e una minoranza degli esponenti di un partito, perlomeno con intenti giacobini,
quindi conflitti anche in questo senso, ma conflitto anche tra feudatari e popoli e così via, quindi tra baroni e vassalli. Il professor Carta ha fatto un ultimo importante lavoro anche sull'inno del Manno, no? Moderare, barone, e così via, e tra privilegiati e umiliati, quindi in un senso così di vedere la festa anche come una liberazione economica e anche come un soddisfacimento, diciamolo pure, dei diritti umani dei sardi che erano calpestati da secoli. Poi vorrei aggiungere, perché è bene che voi sappiate che non sempre si è tutti d'accordo, e guai se fossimo tutti d'accordo, no? Guai, non ci sarebbe mai una libertà. Diciamo che la scelta del 28 aprile è una scelta contestata, secondo alcuni. Certo, si potevano scegliere altre date, altri eventi, pure importanti. Per esempio si potevano scegliere quello che poi alla fine è diventato in qualche modo, in qualche misura, certo un mito, il giudicato d'Alborea, questo grande fatto grandioso del giudicato d'Alborea, ed altri, ce ne sono anche altri nella storia della Sardegna, ma a me pare che proprio questo evento del triennio rivoluzionario sia, forse diventerà anche questo un mito, però abbiamo bisogno anche di miti, anche di miti abbiamo bisogno. E certamente un mito, a mio avviso, fondante per una festa, anche perché poi è il momento storicamente più vicino, più moderno, in quanto in una parte dei protagonisti si riproducono anche sentimenti di libertà che allora erano in tutta Europa. Siamo più o meno nei tempi della rivoluzione giacobina, della rivoluzione francese, che fu una trasformazione immensa di tutto il mondo europeo. Praticamente sorge, per così dire, la democrazia nella quale noi oggi viviamo e che vogliamo che si affermi. Il progetto politico appunto di questo partito, che non era giacobino, qui il professor Carta ha fatto degli studi interessanti, ma che è invece un partito che si chiama patriottico, no? Quindi non rivoluzionario, ma elaborato il progetto politico da un intellettuale del tempo, cioè dall'abate Gianfrancesco Simon, nella primavera del 1795, e che proprio muoveva la vittoria dei sardi sui francesi del 1793, che cosa rivendicava? Ecco, con questo noi possiamo capire perché la giornata del 28 aprile e i piemontesi e i sardi che se ne vanno per volontà di popolo. Egli rivendicava l'osservanza dell'antica Costituzione battista, cioè praticamente c'era stato un patto tra il Regno di Sardegna e gli spagnoli che avevano conquistato la Sardegna, però c'era stato un patto, quindi i sardi avevano avuto, il Regno sardo, una Costituzione, attraverso un patto che era fondato su dei diritti dei sardi che dovevano essere rispettati anche dai dominanti del tempo. Quindi un diritto a patria, dei privilegi stamentali, cioè questa riunione, i parlamenti, quindi delle assemblee, quelli facevano parte della classe aristocratica, i borghesi, il clero e così via. E quindi mi pare che anche in questo senso la scelta che ha fatto il Consiglio regionale sia stata una scelta. E questi sono un po' gli antefatti. E devo dire anche questo, perché le celebrazioni che stiamo facendo in questi 4 anni di Sardie hanno portato a una conoscenza maggiore, più profonda degli avvenimenti storici di quel triennio rivoluzionario. Ancora mi rifaccio a studi del professor Carta, di altri studiosi, anche un po' così di diverso orientamento ideologico. Abbiamo una crescente storiografia, una nuova storiografia di Sardie, con, diciamo così, con approfondimenti anche nuovi rispetto a visioni che avevano avuto storici del passato. Dunque la festa per che cosa serve? Perché altrimenti
altrimenti se non avesse un significato è una caduta, in questo senso di spinta, di stimolo, di rinnovamento, di cambiamento, di uscire da questa situazione stagnante, non avrebbe nessuno significato. Appunto serve a riattivare il sentimento e la coscienza dell'essere sardi. E quindi i principi dell'autonomia, guardate la storia della Sardegna, secondo alcuni a partire da Barisone dai giudicati, secondo me a partire da tempi più remoti, è una storia dopo la libertà perduta. Sapete che la società antica ebraica era una civiltà libera, autonoma, indipendente. A un certo momento crolla, vengono vinti. Da quel momento a questa parte c'è nel popolo sardo, come dire, un desiderio di conquistare una libertà nuova attraverso un filone autonomistico che permea tutta quanta la storia della Sardegna, non solo per secoli, ma per millenni. E quindi i valori legati alla tutela dell'etnia sarda, che anche questa è stata compressa lungamente come altre minoranze, come altre etnie dai dominanti. E questi principi appunto e questi valori erano ben presenti agli intellettuali più illuminati di quel tempo, nella Sardegna e in Europa. Allora dico che la festa richiama i sardi a forgiare proprio essi, i sardi, ovviamente senza negarsi al contatto col mondo, al proprio destino. Su quell'esempio, quindi la necessità di riacquistare ed è in mano vostra questo, siete voi che dovete farlo, è affidata alla vostra generazione, non siamo noi vecchi o meno vecchi che possiamo fare queste cose, ma voi potete farlo se volete farlo, cioè la necessità di saltare i valori della scienza, che pure sono importanti, però della tecnica, che sono ugualmente importantissimi, però di saltare questi elementi di progresso con questa grande tradizione di questa nostra civiltà millenaria all'interno della civiltà mediterranea, anche attenzione, ovviamente all'interno anche della civiltà europea. E questo per entrare appunto con questi stimoli, diciamo, nel mondo che viene, nel secolo che viene, per il solo del millennio. Alla festa dovranno appunto partecipare tutti i sardi. No? Il guaio è che il popolo sardo non è ancora unito, ancora ci sono delle divisioni territoriali, municipali, c'è ancora il capo di sopra, c'è ancora il capo di sopra e c'è ancora il capo di sotto. E allora si tratta, questo di Sardia vuole essere proprio un momento che richiama all'unione, alla riflessione, a un'autonomia vera. E questo noi lo diciamo anche ricordando che sono passati 50 anni dallo statuto, mi diceva il preside che verrà rievocato anche questo momento importante dello statuto sardo. E proprio tutto per questo noi stiamo andando in tutte le scuole della Sardegna, proprio da volontari, no? Senza nessun interesse se non quello di cercare di trovare questi stimoli per una nuova unione un po' dappertutto, no? In modo che si possa elaborare un progetto di progresso, e lo diciamo sinceramente, al di fuori delle istanze dei partiti. Attenzione, i partiti, io non sono contro i partiti, sono un certo tipo di partito, no? Che si basa su valori che non sono propriamente di alta politica, e attraverso, se possibile, anche una consultazione popolare. E quindi diciamo che è il tempo che noi usciamo da questa chiusura, in questo momento siamo, e affermiamo appunto questo nostro destino di una libertà nazionale. Noi oggi usiamo il termine di nazione, tanto il termine di nazione nel senso del luogo dove siamo nati, nazione dove siamo nati, sulla patria, anzi la matria, per così dire.
libertà nel sentimento appunto di nazione, perché la Sardegna è, come dire, fisiologicamente ed essenzialmente una nazione. E io ve lo spiego, ho il dovere di spiegarlo, perché non sembri retorico questo discorso, no? O propagandista. Intanto la Sardegna, come tutte le nazioni, ha un confine certo, importante, ha una sua geografia, ha una storia, ha una lingua, ha tradizioni, ha una connotazione antropologica, di una terra di sicura e indiscutibile appartenenza a noi che ci siamo nati e che siamo cresciuti. Una nazione che è, come dire, alla coda dell'Europa, no? Però noi affondiamo le nostre radici nel Mediterraneo. Diciamo che noi siamo anche esponenti e popoli di una grande comunità mediterranea che non deve essere dimenticata in questo momento, no? Noi stiamo entrando, anzi si dice siamo entrati in Europa, no? Con l'euro, sì, però noi non dobbiamo dimenticare, noi siamo europei sì, ma noi siamo anche mediterranei, anzi il Mediterraneo è la fonte prima, no? La sorgente prima dell'Europa, è il Mediterraneo che ha dato la civiltà all'Europa e questo noi non dobbiamo assolutamente dimenticarci. Quali sono le caratteristiche dell'identità? Sono la diversità. La Sardegna è diversa per natura, è diversa per fauna, è diversa per flora. Lo diceva uno scienziato della fine del Settecento, Riccetti, che vedeva la Sardegna per la flora, per la fauna, diversa dagli altri. Una certa immagine della Sardegna, una certa estraneità della Sardegna rispetto ad altre regioni. Per esempio, un viaggiatore tedesco all'inizio di questo secolo, Lagenstecker, vedeva appunto la Sardegna quasi come una terra estranea all'Italia. Una terra che non assomiglia ad altre terre, il Lovens, lo dice il Lovens, questo grande scrittore tedesco, inglese. Dessì, Giuseppe Dessì, scrive un paese, la Sardegna, completamente diverso e con un senso altro dal tempo, di altri che hanno un altro tempo, un ritmo diverso. Un altro scrittore importante, Piovene, no? Veneto, studiando un articolo magnifico sulla Sardegna, che cosa scriveva? Vedeva questa isola come una terra di primitività, primitiva, però a differenza di altre terre dove erano alberi primitivi, secolari, ma diciamo così, marci, invece qui in Sardegna riconosciamo l'albero fresco, no? Ancora vivo, non corrotto, diceva animato da un'energia originale e vitale. Non sono i sardi che dicono queste cose, sono altri che dicono queste cose, no? Quindi è un deposito antropologico per lo sardo, però nello stesso tempo la Sardegna è un'isola, un crocicchio, e quindi un'isola che comunica. Non è vero che la Sardegna è stata sempre una terra che ha comunicato con altre terre. Ancora Giuseppe Dessì scriveva, e lui conosceva la Sardegna, la amava profondamente, la conosceva, la sentiva profondamente. Scriveva che a noi sardi costa di più essere italiani di altri italiani, perché noi passiamo, oggi penso meno, ma una volta sì, noi passiamo da una cultura nostra, passiamo ad un'altra cultura italiana, seppure esiste una cultura italiana, perché l'Italia è fatta di una ricchezza immensa di altre culture, dei territori, dei segmenti territoriali che formano l'Italia. Noi passavamo una volta, oggi non più, passavamo da una lingua a un'altra lingua. Io sono passato da una lingua, il sardo, perché in casa mia parlavano il sardo, il mio nonno era un analfabeta, no?
parlava soltanto di sardo. Io sono parlavo soltanto sardo, fino a quando sono entrata all'elementare. Sono passata all'italiano, non dimenticherò mai la mia maestra, la signora Petronina, si ricordano sempre, che ci insegnava l'italiano attraverso il sardo, parlando il sardo. Questa era noi all'italiano. E spesse volte anche quando i sardi parlano un certo italiano si capisce subito, sono sempre sardi, sono ancora sardi perché l'essenza è quella di essere sardi. Diciamo che è un'isola che è diversa anche per quanto riguarda l'arte, anche per questo, che nel corso dei secoli l'arte sarda è stata un'arte diversa completamente dall'arte classica, no? C'è l'arte greca, l'arte romana, no? L'arte dell'equilibrio, è stata completamente diversa. È stata un'arte ed è un'isola non classica la Sardegna. Pensate, alcuni nostri scultori, li conoscete, no? Sciora, no? Un altro almeno Livola. Livola sono grandi scultori, i quali hanno come contenuti oggetti si richiamano all'antichità della Sardegna. Sciora si richiama ai meniri, alle pietre fitte, no? Sapete, le pietre fitte, queste. E Livola si richiama alla Dea Madre, mediterranea, vedete, no? Quindi, d'altra parte, mentre la Sardegna ha questa capacità di avere una propria cultura, ha anche una capacità di accogliere le altre culture, non è restia, ma accoglie le altre culture, quello che proviene, però le trasforma, per così dire, le sartizza. E poi la lingua, La lingua è una lingua, che ne dicono altre, la lingua è una lingua come il francese, come lo spagnolo, come il rumeno, come le lingue romanze, è una lingua, anche se ha anche delle varietà all'interno di questa lingua, ha i suoi dialetti, e questo è un problema, ma io qui non parlo di questo problema perché è un'altra cosa. E quindi giustamente proprio con questa considerazione ecco una nuova legge non soltanto Satie, no? Ma la legge sulla lingua e la cultura sarda, approvato anche dal governo italiano, una legge che consente oggi, io vi annunzio che finirò parlando in sardo a voi, alla fine in poche parole, per vedere un po' la reazione, se l'ha capito o meno questo. Cioè un tentativo di bilinguismo perfetto, no? Perché non siamo ma la tendenza è questa, di passare a un bilinguismo perfetto, perché non significa che non dobbiamo parlare in italiano, dobbiamo parlare in italiano, ma possiamo e dobbiamo parlare ovviamente tra di noi anche nella lingua nostra in particolare, e quindi la lingua sarda nella scuola. Lingua sarda nella scuola, nella quale qui ancora io ho un po' un'idea, non so, perdone signor Presidente. L'insegnamento nelle scuole oggi, insomma, si parla di storia soprattutto, ma anche di altre discipline, si comincia dall'universale, no? Una volta mi insegnavo nei licei d'opera di questi fiumi, poi io non conoscevo che esisteva un fiume Tirso o fiume Mendoza, in Sardegna. Non so se ancora ci sia questa situazione, non più, però ai miei tempi c'era anche questa situazione, non c'è più, meno male. E allora bisogna ribaltare l'insegnamento, cioè bisogna partire dalla conoscenza e dall'insegnamento della storia del proprio luogo, dico, di diversi paesi, di tutto il paese, no? La storia della Sardegna, la storia dell'Europa e la storia del mondo. Mi pare che questo sia, diciamo, un metodo di insegnamento, perché così si ha tutta la ricchezza. Mentre prima c'era la ricchezza, diciamo così, di una, come dire, apatica, non insignificante storia universale, invece non si conoscevano le proprie radici e le proprie, no? E ancora un'altra provocazione. E cioè un po' l'impressione che ancora la scuola italiana si muova
essenzialmente, no? Anche perché queste radici profonde della classicità, all'interno della classicità. La classicità comporta un certo senso di rigidezza, no? Di rigidezza. Per cui qui io dico un pensiero non mio, ma di un grande maestro di archeologia, Bianchi Pagnanelli, il quale poi fu quello che rivalutò in arte il tardo antico, no? Cioè nella storia romana e così via. Cioè bisognerebbe introdurre, come dire, nell'insegnamento uno spirito romantico, come in altre scuole europee, no? Che non è completamente rigido come l'altro, che racchiude. E cioè lo spirito romantico significa un spirito di libertà, di fantasia, di autonomia. E oggi si parla sull'autonomia, oggi si dovrebbe andare verso un progetto, una progettazione di educazione scolastica, no? Che così confacente ai luoghi. E perché mi pare che sia questo l'autonomia, il senso profondo dell'autonomia. Cioè abbiamo un'altra cosa in questo momento a tutelare in Sardegna, perché anche queste sono autonomia. Cioè in questo momento si stanno uccidendo nei piccoli paesi della Sardegna, si stanno uccidendo le scuole, si stanno chiudendo le scuole, già sono paesini a rischio, no? Perché ma sono ancora a maggior rischio perché si chiudono le scuole. E allora è necessario anche questi movimenti che oggi ci sono, in modo tale che anche questi microcosmi abbiano le scuole. E identità come autocoscienza, come dire, di essere, di far parte di un popolo. Quindi questo sentimento unitario. E allora io concludo. E allora, siccome sono assertore del bilinguismo e siccome oramai, grazie anche alla scuola italiana, diciamo, al governo, eccetera, no, mi consente di usare la mia lingua, il sardo, anche nella scuola, e una volta non era consentito. Guai se una volta fossi in qualche modo così pronunziato anche per parlare con un compagno in una scuola dell'isola, tantomeno poi per parlare di fronte ad altri, altrimenti la maestra ci faceva ginocchiare sui ceci, oppure ci tirava gli orecchi. In collegio anche, io sono stato in collegio, avvenivano anche queste cose. Queste cose avvenivano anche nel seminario di Cogliere e così via. Non siamo più, fortunatamente, in questa situazione. Allora io vi chiudo il cerchio, vediamo un po' come va questo tentativo, che credo forse avviene per la prima volta, no? Allora, cercherò di parlare molto chiaramente, no? Il Saras tocca da affari uno al ragionamento umano e serio, a suba dei valores desidentidadi. Mi capite? Sì. Ovvero dessa autonomia e dessa libertà del suo popolo sardo, che sono ancora atteso di essere compridas in questo tempo di oggi, di essere compiute oggi. Se essere sardo nostro non si intende soddisfatto dal suo debito della storia, cioè il nostro essere sardo non si sente soddisfatto dal debito della storia. Isso, cioè quello, sigue da soffrire de dudas, descongios, de aberraciones. Ma non è sul rumbollo, cioè grande è la confusione, quanta grande confusione in questo momento. E me da sul disarebigus, del mora se ne entro, e molti sono nemici
di fuori e di dentro. In questo mondo che cambia da nostro muro, Sardus, depois tornare a fare, se depois tornare a fare, cioè questo mondo che cambia, anche noi sardi ci dobbiamo rifare. Si definisce l'identità di noi, dobbiamo definirci una nuova identità. Le identità non sono cose archeologiche, l'identità si trasforma continuamente, si adatta alle cose. Un'identità di forti, robusta, che perde di radici profondas, che viene da radici profonde. Fundamento del suo presente, ma che nasce e che progetta da questo tempo che ha da bene, con i giovani no, che progetta per il tempo che verrà con gli uomini nuovi. Un'identità abile la si varrà in faccia all'Europa, un'identità capace di confrontarsi con l'Europa. Ma è Europa, se Europa desanima, se Europa de tantas culturas, de tantas nacionalidades, de tantas patrias, por muchas cuadras, as margens opprimias, l'Europa delle tante anime, delle tante culture, delle tante nazionalità, delle tante patrie, anche quelle nascoste, ci sono tante patrie nascoste, quelle ai margini, quelle oppresse. L'Europa sarà Europa delle regioni e dei popoli, è quella che vogliono, tanta gente vuole, è l'Europa che non c'è, perché l'euro non è questa Europa. È un'Europa economica, ma ci vuole l'altra Europa e anche politica e così via. Si comprende che ne scaresce, si alluce sul sentiero e la civiltà del Mediterraneo, senza dimenticare la luce, il sentimento e la civiltà del Mediterraneo. Si identificati questo valore profondo della natura, il Benassalto si sta ancora assolutata di emozioni. Questa identità di molti sardi è ancora lo stato di emozione, lo spago di coscienza, lo spago di ragionamento. E aici da Capaus, Sarasat, c'era un oracolo antico, no? Gli autori classici parlano dell'antico oracolo, no? Che diceva che la Sardegna avrebbe avuto la libertà sempre. L'oracolo sbagliava, la Sardegna, tranne i tempi più remoti, non ha avuto una libertà sempre. E allora diciamo che questa libertà, cioè ad avvenire questa libertà, verrà la libertà, si capisce sull'idea e sonore del suo popolo sardo. Che lo popolo vedeva nei secoli, stesso dominio, ma ancora vivo, allora vivo. E avverrà la libertà. Se vincerà l'unità e l'onore del popolo sardo, di un popolo ferito, sì, dei secoli del dominio, ma di un popolo, grazie a Dio e grazie a voi, ancora vivo. Grazie.